A 10 anni dagli interventi sugli argini del fiume Gorzone, la frazione di Bosco Chiaro alza la voce. Una raccolta firme promossa dal consigliere comunale Emanuele Pasquali insieme a Davide Rizzo e Steve Celio si chiede alla Regione Veneto e al Genio Civile regionale un'azione urgente per mettere in sicurezza gli argini del Gorzone e dell'Adige. Si tratta di una situazione sempre più critica. Davide Rizzo descrive una realtà allarmante. Il fiume Adige è in piena da mesi e le infiltrazioni degli argini stanno diventando una costante via liberazione invasa dell'acqua che penetra nei giardini, compromette la sicurezza stradale e mina le fondamenta delle case. Un tempo erano fenomeni sporadici, ora sono frequenti e gravi. Steve Celio, residente nella località Sant'Antonio, esprime preoccupazione per le sue condizioni abitative. Gli argini sono saturi d'acqua, la mia casa è soggetta ad allagamenti e il pavimento si sta sollevando. Ho inviato una foto della situazione al Genio Civile e al Comune di Cavarzere. La necessità di interventi è urgente e non è più rimandabile. Emanuele Pasquali sottolinea la determinazione del territorio. Non possiamo restare fermi di fronte a questa emergenza. È la voce di un intero paese che chiede sicurezza per gli argini dell'Adige e del Gorzone. Le infiltrazioni non sono più episodi occasionali, ma un problema che preoccupa l'intera popolazione. La raccolta firme è partita nei giorni scorsi, coinvolge l'intero comune di Cavarzere, con particolare attenzione alla frazione di Bosco Chiaro. Grazie al supporto di una ventina di volontari e alla disponibilità delle attività commerciali, sarà possibile firmare fino al 30 novembre 2024. Successivamente una delegazione consegnerà personalmente le firme alla dirigenza del Genio Civile, rappresentando la preoccupazione della comunità. La richiesta è chiara, lo stanziamento di risorse per la sicurezza idrogeologica del territorio di Bosco Chiaro, un grido d'aiuto da parte di una comunità unita che non può più aspettare.